Quinta corsa, discreti 4 anni al via, sono in 8, 1 Beatrice San, Vincenzo Piscuoglio, 2 Brunita Caff, Lorenzo Baldi, 3 Basta che sia Jet, Edoardo Locisano, 4 Balalaika Matto, Alessandro Fonte, 5 Beverly Jet, Carmine Piscuoglio, 6 Belen Cis, Edoardo Baccalini, in seconda fila 7 Bellissima Gar, Salvatore Valentino, 8 Beverly Trio, Marco Stefani. L'errore di Brunita Caff. Veloce, Balalaika Matto prende il comando su Beverly Jet, poi lungo la corda è Beatrice San. Vediamo Balalaika che viene scavalcata al largo da Beverly Jet che sfonda dopo 200 metri ed è la nuova battistrada con Carmine Piscuoglio 13,8, 200 metri molto svelti. Balalaika Matto in seconda posizione davanti a Beatrice San. Poi vediamo Belen Cis, Beverly Trio, tanto prosegue di buona lena. La battistrada 28 secco, i primi 400 metri, in vantaggio tutti un po' sgranati, sempre Balalaika Matto in seconda posizione davanti a Beatrice San. 600 metri in 43,3, ancora 15,3 sulla curva, primo passaggio davanti alle tribune con in vantaggio. Sempre Beverly Jet su Balalaika Matto, sposta al largo Belen Cis con Edoardo Baccalini in anticipo su Beverly Trio, intanto la frazione qui davanti alle tribune in 15 secco, 58,3 il primo giro, conduce sempre la figlia di Giganneo su Balalaika Matto che accenna a spostare al largo in anticipo su Belen Cis, cavalli al chilometro, passato in 1,13,6, sempre in vantaggio Beverly Jet, Balalaika Matto si mantiene alla corda su Belen Cis, ancora tonica al largo, siamo a 400 metri dalla conclusione con in vantaggio sempre Beverly Jet, Balalaika Matto seconda alla corda davanti a Beatrice San, ma Belen Cis è ancora al largo in pressione sulla battistrada, cavalli a poco più di 200 metri dalla conclusione. Beverly Jet deve difendersi, ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo, Beverly Jet attaccata da Belen Cis che sta facendo un corsone, ultimi 100 metri, si difende Beverly Jet, ci prova però al largo Belen Cis e negli ultimi metri i due arrivano veramente vicini, forse Belen Cis, terzo posto per Balalaika Matto e l'uno di Beatrice San, sono vicinissimi i due, forse potrebbe anche essersi difesa Beverly Jet, l'arrivo è strettissimo, cerchiamo di rivedere il replay perché vediamo Carmine Piscuoglio comandare Beverly Jet, ma Belen Cis che ha fatto una gran corsa al largo ci prova e probabilmente sul palo riesce a mettere qualcosina davanti. Rivediamo con Belen Cis, Edoardo Baccalini, e sì, probabilmente riesce a battere Beverly Jet, quindi vittoria per Belen Cis, la figlia di Le Benerelle, colori del signor Ivano Baccalini. Edoardo Baccalini alla guida e al training, corsa veramente notevole all'esterno di Beverly Jet che le ha provate tutte ma alla fine ha dovuto soccombere di misura all'allieva di Edoardo Baccalini, e terzo ha concluso Balalaika Matto.